E dicevamo sostenibilità, diciamo che Confindifesa Treviso e Belluno in queste ore ha fatto delle prove in campo per continuare questo processo di miglioramento del nostro territorio. Si è tenuta a Catrone la prima edizione di Vite in Campo Potatura e Impianto, un evento organizzato da Confindifesa che va a completare l'ormai consolidato appuntamento estivo. Sotto la lente le sfide della potatura meccanica, le forme di allevamento e impianto del vigneto e un convegno tecnico con focus su aspetti economici, fisiologici e pratici della potatura meccanica e manuale della vite. Oggi è una giornata molto importante perché ci troviamo insieme per fare squadra, cioè la sostenibilità non possiamo gestirla in una forma individuale. Gli agricoltori sulla sostenibilità sono i primi a sostenerla, perché sono i primi anche a vivere nel territorio, a vivere nelle nostre aziende, sono le vere sentinelle del nostro territorio. Abbiamo portato qui il meglio della regione Veneto per incontrare i viticoltori e gli agricoltori, per dire che il futuro della nostra agricoltura, della nostra viticoltura in particolare, è la sostenibilità. Abbiamo presentato le delibere della regione Veneto che hanno portato naturalmente all'approvazione del piano d'azione nazionale per la riduzione dei fitosanitari in agricoltura, le linee guida per quanto riguarda appunto la sostenibilità, che è una sostenibilità che deve essere ambientale, sociale ed economica, e naturalmente tutte le azioni anche di incentivazione che la Regione fa in questo settore. Priorità tra le associazioni di categoria, parti sindacali, consorzi di tutela e centri studio, la definizione di protocolli trasversali che formino e informino produttori e creino una consapevolezza che limiti allarmismi e stimoli alla conoscenza di prodotti e territorio anche nei cittadini. Ora per andare a definire le ulteriori strategie o comunque quelle che saranno le scelte più adeguate per impattare il meno possibile sia sull'ambiente sia sulle imprese, abbiamo necessità di fare un punto della situazione, quindi lo stato dell'arte sia della ricerca sia anche delle azioni che volontariamente hanno già posto in essere i consorzi. A questi convegni e a questi incontri, che sono prettamente di ordine tecnico e che sono rivolti agli agricoltori, è necessario anche avvicinare il mondo non agricolo al mondo agricolo, facendo in modo di fare attività anche di informazione su quello che è l'impegno che gli imprenditori agricoli portano ogni giorno per garantire e mantenere l'ambiente da una parte e diciamo così il prodotto di qualità dall'altra. Un consorzio di difesa che rappresenta 8.400 soci, riconosciuto anche come organismo di gestione della mutualità agevolata. Fondi che coinvolgono direttamente gli agricoltori per gestire avversità e problematiche, veri e propri ammortizzatori indispensabili che sostengono l'imprenditore agricolo e lo indirizzano verso pratiche sempre più sostenibili. È partito proprio qui da Treviso il problema del mal dell'esca. Oggi non esiste nessun prodotto in grado di controllarmi il mal dell'esca. Noi abbiamo avviato un fondo mutualistico dove gli agricoltori hanno investito e ha permesso comunque di controllare il problema. Quest'anno abbiamo risarcito danni per 1 milione di euro.